Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. In questi giorni in Spagna, in particolar modo a Madrid, sta accadendo qualcosa di incredibile. Si sta giocando uno dei tornei più importanti al mondo, quindi il torneo dei candidati che qualificherà il vincitore la finale con Magnus Carlsen, quindi per il titolo mondiale. Probabilmente il vincitore sarà il giovane russo Ian Nepomniachtchi. Ma sta accadendo qualcosa di incredibile perché all'interno del contesto di questo grandissimo evento stanno organizzando diverse attività così scacchistiche per le strade, quindi simultanee, con la possibilità di giocare tra i tanti anche con Carlsen. È molto particolare la partita che vi mostro oggi, che è stata giocata all'interno di un parco. A Madrid c'è un parco molto bello, io sono stato lì un paio di volte. All'interno del Parco del Retiro c'è una sezione dedicata al gioco degli scacchi. Si chiama La Cavagna e in questi giorni Magnus Carlsen, insieme ad altri fortissimi giocatori, ha frequentato questo parco per giocare qualche partita. Non so se nelle vostre città o comunque dove vivete o avete mai visto dei tavoli con delle scacchiere. Bene, se vi troverete a Madrid, sapete che lì all'interno del Parco del Retiro c'è uno spazio dedicato agli scacchi. Con il bianco abbiamo niente poco di meno che la giocatrice più forte di tutti i tempi, Judith Polgar. Con il nero Magnus Carlsen. Vediamo un po' com'è andata questa partita. Premessa: questa è una partita lampo, una partita blitz giocata con pochi minuti sull'orologio in un contesto molto goliardico. Però vi assicuro che a nessun giocatore, soprattutto a un giocatore molto quotato, piace perdere. Quindi vediamo un po' com'è andata e vediamo un po' chi ha perso. E4 per il bianco, C5 per il nero. Dunque, difesa siciliana scelta da Carlsen, cavallo F3 e 6. Un aneddoto interessante per il bianco, quindi Judith Polgar, giocatrice più forte al mondo della storia degli scacchi femminili, è che lei è una giocatrice di attacco, una giocatrice creativa che è sempre riuscita a creare complicazioni a tutti i suoi avversari. Tra l'altro anche in modo molto tattico. Esistono dei manuali che si chiamano le migliori combinazioni delle Polgar. Sono 3 sorelle, tra cui Judith la più forte. E 6 giocata, siamo nel pieno della variante Owen, se non sbaglio. Di 4 per il bianco, approccio molto comune. Il bianco conquista facilmente il centro, quindi cavallo C6 e adesso cavallo C3. Entrambi i giocatori stanno cercando di impostare il proprio piano. Nella siciliana dovete sapere che se il bianco che si siede di fronte a voi ha l'intenzione di attaccarvi, cosa farà? Arroccherà a lungo, e può fare realmente in tutte le varianti, e poi inizierà a portare i suoi pedoni del lato di re contro il vostro arrocco corto, se avrete arroccato corto. La partita prosegue in questo modo: il bianco ha appena arroccato lungo, aspettando che il nero arrocchi corto, perché quando il nero arroccherà corto, occhio che il bianco inizierà a spingere i propri pedoni. Arrocchi contrapposti: chi prima riesce a portare i pedoni in avanti sarà colui che riuscirà a prendere l'iniziativa. B5 per il nero. L'attuale campione del mondo, il giocatore norvegese Magnus Carlsen, decide di giocare B5 e questa è una mossa abbastanza tematica. Qual è l'idea? Un pedone in B5 è molto importante in questa posizione perché a volte minaccia B4 cercando di creare scompiglio, cercare di creare qualche difficoltà sul lato di donna, e quando il cavallo lascerà la casa C3 magari la spinta D5 tematica dell'apertura siciliana potrebbe essere realizzata in un contesto un po' più semplice dal nero. G4 per Judith Polgar, non si tira indietro. Bene, devo fare B4? Ok, ti aspetto. In caso di B4 probabilmente il cavallo si sposterà in A4, e occhio alla tattica che si potrebbe creare. C'è una convergenza, una coordinazione alfiere cavallo lì su B6, e chiaramente torre B8 sarebbe l'unico modo per impedirlo. La partita potrebbe proseguire in questo modo. C'è un precedente giocato da un altro giocatore molto noto, molto forte, Fabiano Caruana, che da bianco vinse contro un grande maestro di nome Arthur Kogan. Tornando alla partita giocata in torneo, dopo G4 il nero ha deciso di giocare a cavallo per D4, alfiere per D4 e alfiere B7. Nella siciliana l'obiettivo dell'apertura è cercare di realizzare la spinta in D5 in una condizione particolare: giocare D5
quando saremo in grado di catturare con un pezzo leggero. Pezzo leggero significa alfiere, in questo caso, o eventualmente cavallo. Quindi se io riuscissi, ad esempio, gioco una mossa qualunque, dopo H4, a giocare D5, e il bianco deciderà a sua volta di catturare, io qui, diciamo che catturo con un mio pezzo leggero e ho completato il mio obiettivo dell'apertura. Poi dal punto di vista pratico devo vedere se effettivamente questa posizione è accettabile oppure no, perché in una situazione del genere alfiere per G7 attaccare quel pedoncino che non è difeso da nessuno è sempre lì nell'aria. E allora, tornando indietro, se il nero vuole preparare questa spinta, il bianco decide di rendere tutto molto più difficile. E5, mossa molto interessante, si vuole attaccare questo cavallo che si sposta, in questo caso in G4, perché se andasse in D5 da valutare come si possa proseguire. Probabilmente la casa E4 è una casa di passaggio molto interessante per il cavallo bianco che saltella lì al centro della scacchiera per poi ritrovarsi in un possibile e potenziale avamposto in D6. Quindi cavallo E4 sembrerebbe comunque molto interessante. Dopo E5, cavallo per G4. Ricordo che stanno giocando Judith Polgar con il bianco contro Magnus Carlsen con il nero nel parco di Madrid in una partita amichevole, quindi magari il nero è consapevole che sta correndo qualche rischio e quindi considera che per il contesto questa è una mossa accettabile. Magari se fosse stata una partita di torneo, piuttosto che entrare in una situazione tagliente poco chiara, probabilmente avrebbe deciso e avrebbe optato per cavallo D5. Cavallo per G4, torre G1, il cavallo si ritira in H6, mossa interessante perché torre per G7 che sembra così spontanea, andrebbe incontro a cavallo F5. Attacco la torre, attacco l'alfiere, voglio prendere la coppia degli alfieri, ma in realtà le mie idee sono anche altre, perché in caso che la torre si possa ritirare qui in G1 potrebbe seguire una cattura in D4 e fino a qui il bianco è contento perché comunque abbiamo cambiato dei pezzi, ma alfiere C5 spegnerebbe i sogni di gloria del bianco. Il bianco stava giocando in modo aggressivo, contropiede, controgioco, il bianco si ritrova con una posizione persa. E allora, tornando in partita, dopo torre G1, cavallo H6, il pedone G7 è già difeso, è difeso indirettamente, è intoccabile. E allora alfiere D3. Alfiere D3 sì, alfiere D3 vuole mangiare questo pedone perché in caso di cavallo F5 siamo pronti a eliminarlo. E adesso facciamo attenzione perché alfiere F8 difende il pedone che in quel caso era sotto attacco e crea una posizione simpatica, perché se osserviamo questa posizione ci rendiamo conto che di fatto il nero non ha fatto nulla. I suoi pezzi non sono ancora totalmente sviluppati, l'alfiere è andato in avanti, tornato indietro, qualcosa è andato storto. Alfiere 4, mossa logica, siamo in vantaggio di spazio? Sì. Siamo in vantaggio di sviluppo? Sì. E allora cerchiamo di portare i nostri pezzi contro il avversario. E a questo punto, dopo torre C8, mossa istintiva di Carlsen, accade qualcosa perché il bianco ha una mossa vincente. Torre C8 è una mossa che perde per via di alfiere B6. Alfiere B6 vuole allontanare la donna difensore del punto D7. In caso di donna per B6, donna per D7, siamo contenti, ho fatto la partita più bella che possa esistere, matto sulla scacchiera e il bianco sarebbe soddisfatto. Ma in realtà è soddisfatto lo stesso, la partita è continuata per qualche altra mossa, siamo qui alla 16ª, quindi torre C8 è considerato un erroraccio, un blunder, e dopo alfiere per E4, alfiere per C7 e alfiere C6, e quindi a questo punto la partita continua da qualche altra mossa, alfiere D6 per il bianco, ma di fatto si è conclusa già qualche mossa fa, perché dopo alfiere D6 cavallo F5 e dopo cavallo E4 il bianco vince. Magnus Carlsen da nero si arrende. Partita simpatica, e infatti vi dicevo, in questi giorni a Madrid sta accadendo qualcosa di incredibile perché i migliori giocatori del mondo sono per le strade, stanno portando gli scacchi un po' ovunque e chissà se un giorno in Italia arriveremo a questo, quindi in eventi un po' ovunque nelle piazze, parchi con le scacchiere dove la gente può andare lì per giocare, simultanea in piazza e tanti eventi coinvolgenti. Rivediamo la partita: 4-5, cavallo F3, 6, il bianco conquista spazio al centro, il nero continua il suo sviluppo e il bianco, che è un giocatore molto tagliente e aggressivo, decide appunto di creare lo sviluppo più tagliente,
ossia quello dell'arrocco lungo nella siciliana. E 5 per il bianco, il pedone G sembra essere in presa perché c'è un'inchiodatura presente. Dopo cavallo per G4, torre G1. Il cavallo è sotto attacco, dietro di lui c'è un pedone, ma il pedone abbiamo visto che è intoccabile per via di cavallo F5. Alfiere D3 sulla scacchiera, alfiere F8 difende il pedone che adesso il bianco vorrebbe catturare, e alfiere 4 dirige, inizia a manovrare con i suoi pezzi verso il lato di donna. A questo punto torre C8, blunder, erroraccio, alfiere B6, la partita è finita. Tecnicamente questa partita è finita, vince il bianco, ossia Judith Polgar, e spero che questo spunto, questo video vi sia piaciuto. L'invito è sempre quello di seguire tutti i social di Mattoscacco, commentate e appuntamento alla prossima!